Buonasera, iniziamo l'intervista. È venuto Elia Del Pra del Tiene a commentare la partita. Come ti è sembrata? Buonasera a tutti. È stata la partita, dal punto di vista mio, giocata molto tirata per il primo tempo. Siamo stati sull'1-1, 2-1. Poi magari anche noi un po' più esperienza, a livello della nostra squadra un po' più esperienza, nel secondo tempo siamo riusciti a prendere il largo e dopo il risultato Sì, finale è venuto. è arrivato. Allora, avevo sentito che il mister aveva preparato molto bene la partita anche da un punto di vista motivazionale, eccetera. Però a un certo punto nel primo tempo si è visto un cambio di 4 esterni. Non è sembrato un azzardo? No, perché ce l'avevamo preparata così, sapevamo che loro avevano una panchina un po' più corta e correvano meno, quindi da parte nostra abbiamo deciso appunto di cambiare tutta la squadra, tutti e quattro insieme, Tutto per, programmato. sì, per riuscire a comunque tenere alto il livello. Tenere alto il ritmo, certamente. E la tua entrata, 8 minuti finali, mi pare, Sì. 8-9 minuti. Allora, com'è stato l'impatto? Diciamo che ormai entrare Insomma, con una squadra così solida sono proprio tranquillo, sereno, perché so che in difesa fanno il loro, fanno quello che devono fare, quindi io entro anche a partita iniziata e mi sento tranquillo e faccio il mio. allora, se non sbaglio, con questo risultato, 3 punti, avete superato il Modena. Era un obiettivo anche questo? Sì, è importantissimo, infatti per la semifinale di Coppa Italia dobbiamo essere più alti possibili in classifica appunto per giocarsi la partita in casa. Molto bene. Adesso i punti cominceranno ad arrivare perché c'è stato un attimo di Riequilibrio, insomma, esatto, no? Sì, riassestamento e sì, sì. adesso partiremo alla grande. Molto bene. Allora, grazie e in bocca al lupo. Grazie, grazie.